Ci siamo? Sei pronto? Certo, andiamo? Andiamo? Ma certamente. Coraggio. Iniziamo. Quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, ce ne sono state sicuramente, anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. L'ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino, perché poi in questo non servono grandi cose, serve la genuinità, l'apertura, l'essere veri con gli altri, è la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale, vederla così,
la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni. Avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo. Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto, perché naturalmente anche lei ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato: avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più? Lo spezzolo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione. Questo è il mio corpo, una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.